Questa magnifica e problematica opera raffigura San Gerolamo e San Francesco che riceve le stimmate. La pala proviene dalla cappella del Terzo Ordine di San Francesco, la sesta del fianco meridionale nella chiesa di San Bernardino in città, a Crema, impreziosita dagli affreschi degli anni 30 del Seicento di Gian Giacomo Barbelli. In un'atmosfera selvatica e surreale, quasi da fiaba, si vedono sulla sinistra San Gerolamo, quasi nudo, avvolto in un drappo rosso e con un crocifisso in mano, e San Francesco, con le braccia aperte, nell'atto di ricevere le stimmate di fronte a una croce. Sull'estrema destra si vede Frate Leone, seduto, e in lontananza un edificio diroccato. La grande tela ha sempre affascinato gli storici dell'arte, diventando con il tempo un vero rompicapo artistico. Le fonti non sembrano tramandare notizie utili e il dipinto presenta elementi interessanti ma difficili da interpretare. Le figure non sembrano dialogare fra loro, non respirano la stessa aria. Gli incarnati e le tonalità rimandano alla pittura veneta della metà del Cinquecento, nel pieno dell'afflato manierista, come suggeriscono anche le pose antinaturalistiche. Il paesaggio, con tonalità dove dominano l'arancione e l'azzurro, richiama la pittura lombarda di inizio Cinquecento. Ma anche qui qualcosa non quadra. I colori sembrano buttati sulla tela senza un disegno preparatorio, senza un'idea sottostante. Il dipinto sembra quindi realizzato in momenti diversi o da più mani. In basso a sinistra si trova una sigla che richiama la firma di Vincenzo Civerchio. Si intravede un compasso, anche se sembra non ci siano le lettere V e C. Ma le caratteristiche del dipinto non si sposano facilmente con la pittura di Civerchio, nemmeno con le sue opere più manieriste. La pala è stata inoltre attribuita a Giovanni da Monte, pittore probabilmente cremasco ma ancora poco definito nella sua fisionomia artistica, a causa degli accenti veneti facilmente visibili. Successivamente è stata avanzata un'attribuzione ad Aurelio Buso per la nota manieristica e vagamente romana dei personaggi. Un ritrovamento documentario del 2013 ha gettato una nuova luce sulla paternità del dipinto. Si tratta del contratto datato 1546 per la realizzazione della pala e degli affreschi nella cappella dal quale proviene questo dipinto. La commissione viene affidata a Stefano De Alberis, artista misterioso, presente in diversi documenti cremaschi fra il 1546 e il 1570, ma che non aveva sino ad oggi opere a lui attribuite. La descrizione dei soggetti richiesti coincide con quelli presenti nel nostro quadro, mentre non si sa se gli affreschi siano mai stati realizzati. Non potendo effettuare confronti con altre opere certe di De Alberis, non possiamo comunque assegnare con certezza l'esecuzione del dipinto.